Bella raga, ciao a tutti del commentone veneziano. Allora ragazzi, siamo già a novembre perché chiaramente non avendo vinto il campionato di gennaio non ho avuto altri contratti, sono ancora con le carte del Cacchius. Siamo a novembre, siamo sempre in Gran Bretagna e vediamo di vincere questo campionato carte o comunque arrivare almeno sul podio perché se vogliamo altri contratti dobbiamo svegliarci. Sono 10 anni la carriera, però è normale che prima cominciamo a vincere meglio è. Ricordo sempre che siamo a difficoltà 90 su 100, quindi bella difficile. E niente, Fio, andiamo. Sono sempre 3 round eh, sono 3 round, sì, 3 stage da 2 round ciascuno. E andiamo ragazzi. E vai, rombo di motori, andiamo. Sono 6 giri di fuoco. Attenzione, già errori. Mamma mia che sole. Brutto errore di veneziano, subito che sente la pressione. Ha bisogno di arrivare almeno a podio in questo campionato. 6 giri sono veramente pochi, quindi dobbiamo fare tutto veramente perfettamente. Già il primo giro è andato, ragazzi. La tensione sale. Occhio. Vara come vengo passato. Ragazzi, l'è dura, l'è dura. Ma io voglio giocare col livello difficile e devo farcela. Mamma mia. Erroraccio colossale di veneziano che ha perso 1000 posizioni. No, Kume, non ci siamo. Non ci siamo, Kume, non ci siamo. Non ci siamo proprio. Proprio non sento la monopost, c'è il kart, non lo sento. Lo sento malissimo proprio. Mamma mia che disastro. Guarda che roba! Non sto in pista. Non sono per niente competitivo, raga. Male, male, male. One disaster, one disaster. Male, male. Cerchiamo almeno di fare il fastest lap, fare un punto, ma... veramente se vado avanti così i contratti importanti non ce li ho. Ma non capisco questa involuzione comendiana. Sto gioco è duro, ragazzi. Faremo tante stagioni. Vai, Kume, vai. Ormai final lap. Final lap. Disastren puren. Non riusciamo a essere competitivi. Non si capisce il perché, veramente inspiegable ragazzi. Vabbè. Settimo posto, a casa. Umiliati così. Bene. Bene, come non è manca sbattere, ok. Male. Prendiamo 2 punticini, 2 punticini. Gara 2, previsioni chiaro. Fioi, sono 10 giri, va al tramonto. Non poteva andare peggio sto inizio. Ha perso già una posizione così, bene, bene, direi che è già positivo. Dai, come non devi aver paura di sbagliare. Guarda qua, si danno battaglia. No, errore ancora subito. Ma perché? Cristo. Non ci siamo proprio. Devo rischiare tutto per tutto, Fiori. Guarda che sto facendo un primo round mai andato così male, eh? Signori. Il disastro è dietro l'angolo. È veramente duro. È veramente dura. Si capisce un cazzo con sto sole? Mamma mia che incidente. Non vado neanche a punti in sta gara, incredibile.
cazzo di carta ho? Porca puttana. Veramente inconcepibile quello che sta succedendo. Non si riesce a capire perché Veneziano non riesce a fare una prestazione degna del suo nome. Dopo le belle... Ancora, niente. Nulla da fare. Mamma mia quanto sto soffrendo, Fiori, sto gioco ti toglie via non so quanto, cioè. Ho 2 punti nel mondiale dopo la prima gara. Veramente non siamo mai scesi in pista praticamente, nel senso non avevo mai lottato con i primi. Non me lo so proprio spiegare questa involuzione comandiana. Finisce qua con un punticino, dai. Boom. Un punticino irridato. No, cazzo sta facendo? Arriva un punticino. A punti bonus. Ok, neanche ha fatto proprio disastro assoluto. Siamo a 3 punti, siamo al 7° posto nella classifica piloti dopo il primo round. Ah, Dio mio, vediamo un po'. Podio mettete come podio. No, neanche mi scrivono niente. Niente, no, che neanche si sprecano, insomma. Vabbè, raga. Andiamo avanti con il prossimo round. Ragazzi, tempo nebbioso, round 2, o adesso o mai più. Adesso devo fare veramente la gara perfetta, non possiamo sbagliare niente. Andiamo pianino, andiamo tranquilli. Il primo giro soprattutto che con le gomme fredde è facile sbagliare. Non prendiamo troppi rischi. Dai. Dobbiamo fare punti. Questo è importante, fare punti. Punti irridati. In questo tempo un po' curioso. Devo cercare di osare un po' di più, ma ho paura, sono sincero, sono in un momento che ho paura di sbagliare. E in un gioco così non puoi aver paura di sbagliare, purtroppo. Quarta posizione per Veneziano. Quarta fottutissima posizione. Però non niente, non sento il kart come nel campionato precedente, non c'è nulla da fare. Non capisco il perché. Sì che non ho fatto modifiche, boh. Proprio inconcepibile. Cerchiamo di tenere il quarto posto con le unghie e con i denti, di fare punticini. Cerchiamo di fare punticini. Speriamo comunque da farci notare anche da altre scuderie, soprattutto da altre possibili, nel senso da altre classi di macchine, insomma da turismo, robe così. Anche se la vedo abbastanza dura. Final lap. Va bene anche il quarto posto. In questo momento va bene anche il quarto posto. Non riesco a dare di più. Eccoci, quarto posto. Va bene. Con calma. Con calma. Leggermente nuvoloso. Vai. Vai. Adesso un po' di cattiveria in più ci vuole.
Un po' di cattiveria in più. Mamma che grafica però sto gioco, ragazzi. Non dobbiamo aver paura, non dobbiamo aver paura. Adesso la pista la sento già molto diversa rispetto alla prima, è incredibile Beppe. Ma è già più competitivo il kart. Siamo terzi ma non sono scappati via. Bellissimo sorpasso. Non è ancora sorpasso. Ma dai Kume. Il Kume un po' di scazzottate. Tiene però Dale. Il piccolo Dale tiene. Qua faccio una magheggiata. Chi se ne fotte. Questo è lo stile kumendiano. Pazzo. Crazy Kume. Crazy Kume. Siamo secondi. Stiamo tornando. Stai calmo però Kume. Manca ancora una vita. Manca ancora una vita. Purtroppo questo kart, non so, in certe condizioni non riesce a rendere, adesso lo sento molto più devastante. Infatti siamo secondi e comunque non è il primo, non è lontanissimo. Dai che ho bisogno di punti irridati. Ho bisogno di punti irridati. Ne voglio tanti, ne voglio tanti. Se devo cercare di fare un giro senza pulito per fare il fastest lap, ci devo provare almeno. Perché se sono veramente 5 punti in più. No, no, l'errore no. No, l'errore. Malissimo ragazzi, malissimo. Un errore imperdonabile, però da secondo a decimo mi sembra veramente un'ingiustizia. Finisce qua, vaffanculo, round 2 da dimenticare. Era importante il secondo posto, eh. Ancora con sto replay. Sprofondiamo, siamo... Non ci credo, non ci credo! Ho fatto il fastest lap! Che culo! Al secondo giro l'ho fatto, madonna, mi è andata bene, dai, 16 punti. Siamo settimi, dai, un po' di morale, dai, un po' di morale, manco. Ragazzi, il terzo round e ultimo lo facciamo nel prossimo video, insieme al primo round della prossima gara, che sarà ormai penso il prossimo anno. Niente, un primo anno un po' così, purtroppo pago errori ancora da inesperto, però dai, le possibilità ci sono, anche con difficoltà 90, quindi praticamente il 100% e tutto, possiamo fare cose positive. Quindi comunque non metterò mai permetti di avvio, perché come la realtà deve essere così. Se sbaglio, pago. Raga, un saluto dal commento. Bene siamo. Ciao!